mortale sul lavoro di questo 2026. 65enne Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di San Giorgio delle Pertiche, ha perso la vita a Borgoricco precipitando nel compattatore della Rizzato Calzature. Omicidio di Mira, si segue la pista della vendetta nel mondo della droga. Intanto attivata una raccolta fondi per aiutare la mamma del 25enne Sergio Tarna a far fronte alle spese del funerale. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria dei 3 fratelli Ramponi responsabili della strage dei carabinieri di Casteldazzano. 2 dei 3 avvocati della difesa hanno lasciato l'incarico. Festina a base di droga e alcol, gravissima una 25enne andata in arresto cardiaco, la giovane soccorsa in un albergo di Vicenza. Sale al rifugio in motoslitta ma viene stroncato da un malore, accaduto ad Auronzo, vittima un 65enne di Ravenna. Le comunità di Tezze e Rosà sconvolte dopo la notizia della sparizione dell'ingegnere Antonio Menegon. Era stato consulente della battaglia contro autovelox irregolari, di lui non si hanno più tracce. Nostra intervista a Iosmaira Barreto, da anni residente a Venezia, in contatto con i detenuti del carcere dove si trova anche il cooperante veneziano Alberto Trentini. Dal Carso a Trieste, a nord-est arriva la neve, le previsioni dell'ARPA di Teolo per l'Epifania, già le forti raffiche di vento sulla costa, la protezione civile dichiara la fase di attenzione dalla mezzanotte. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la cronaca con una tragedia sul lavoro nel Padovano a Borgoricco. Un autotrasportatore è morto dopo essere precipitato nel compattatore della carta. Una fine orribile. È scivolato nel compattatore della carta che lo ha stritolato. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, la prima vittima sul lavoro si registra a Borgoricco, nel Padovano. Si tratta di Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, residente ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. La tragedia è in via dell'Industria, all'esterno dell'azienda Rizzato Calzature. Il dipendente, intorno alle 13, per cause in corso di accertamento, è precipitato all'interno del compattatore della carta che si trova nel piazzale esterno dell'esercizio commerciale. A dare l'allarme i colleghi che hanno allertato i soccorsi, ma quando le prime ambulanze e l'elisoccorso partito da Padova sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal per i rilievi che dovranno chiarire l'esatta dinamica di questo ennesimo dramma sul luogo di lavoro. Il sindacato UIL chiede che la sicurezza sia un tema prioritario perché il 2026 non venga funestato da altri infortuni mortali sul lavoro. I numeri fanno paura. Abbiamo fatto un calcolo, 1200 morti all'anno, negli ultimi 10 anni sono morte più di 10.000 persone. È un dramma assoluto. Cordoglio da parte del sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, che ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della vittima. Sul posto è arrivato il figlio, confortato anche dal sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella, che ha raggiunto subito il luogo della tragedia. È già in pensione perché stava facendo gli ultimi 5-6 mesi di lavoro, perché poi gli sarebbe scaduta la patente del camion, quindi così un dopo pensione faceva qualche lavoretto per conto sua della ditta come valorizzato, e purtroppo con molta probabilità si tratta di un incidente, di una disgrazia appunto accaduta nel momento della pausa pranzo, prima della pausa pranzo. Adesso ovviamente stanno facendo gli accertamenti, certo che siamo davanti a un dramma che ci lascia veramente con tanta amarezza e tanta tristezza. Una notizia di cronaca che leggiamo dal sito del Gazzettino.it arriva dalla provincia di Rovigo con un barista che è stato accoltellato da un 30enne di origine albanese, ora arrestato per tentato omicidio. L'uomo aveva chiesto alcol, aveva chiesto ancora da bere, il barista, vedendolo in stato di alterazione, glielo aveva negato e a quel punto è scattata l'aggressione. L'episodio appunto è avvenuto nel bar San Lorenzo di via Roma ad Occhiobello. Aveva appunto rifiutato di servirgli da bere perché già ubriaco e lo ha accoltellato, nei guai arrestato un 30enne di nazionalità albanese, mentre la vittima è un barista 55enne. Mentre i carabinieri stanno indagando a 360 gradi per trovare i killer che hanno ucciso
Il barman 25enne Sergiu Tarna si è attivata una raccolta fondi per aiutare la madre della vittima per far fronte alle spese del funerale. Continuano le indagini dei carabinieri per trovare gli assassini che hanno ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna con un colpo di pistola secco alla tempia. I killer sarebbero almeno 2. I militari si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del ragazzo, da quando la sera del 30 dicembre, verso le 20, aveva finito il turno a Bar Esquina dell'Ax de Mestre, a quando è stato ucciso circa 2 ore dopo, secondo quanto emerso dall'autopsia. Gli esperti stanno anche esaminando i 2 cellulari di Sergiu per capire con chi si fosse sentito. La pista più seguita al momento è quella della droga. Il 25enne potrebbe aver fatto un torto a qualcuno pagandolo con la sua vita. È verosimile che la sera della sua morte gli sia stato teso un tranello. I militari dunque indagano a tutto campo alla ricerca di prove, in primis il bossolo della pistola che ha ucciso Sergiu e di cui al momento non c'è traccia. E mentre le indagini proseguono, si è attivata una grande catena di solidarietà per aiutare la famiglia del ragazzo, in particolare la mamma. L'IBAN con le coordinate della donna è stato infatti diffuso sui social e tra le associazioni, ma anche amici e colleghi che stanno donando quanto possono per sostenere le spese del funerale, che sarà celebrato a Marghera o Zelarino quando arriverà il nulla osta da parte della magistratura. Ancora increduli, colleghi e amici di Sergiu davanti al locale Mestrino l'hanno ricordato, prima dedicandogli un minuto di silenzio, poi accendendo dei fumogeni colorati. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria dei 3 fratelli Ramponi, responsabili della strage dei carabinieri di Castel d'Azzano in provincia di Verona. 2 dei 3 avvocati della difesa hanno lasciato l'incarico. Cambio di avvocati per 2 dei 3 fratelli Ramponi in carcere a Verona per la strage dei carabinieri di Castel d'Azzano. Gli avvocati Fabio Porta e Domenico Esposito, incaricati d'ufficio della difesa di Franco e Dino Ramponi, hanno abbandonato l'incarico. Al loro posto è subentrata la legale goriziana Laura Luzzato Guerrini. All'origine della decisione di 2 avvocati ci sarebbe il difficile rapporto con i 2 fratelli, che in questi mesi non avrebbero mai mostrato alcun segno di pentimento e sarebbero convinti delle motivazioni che li hanno spinti al loro gesto folle ed estremo di far esplodere il casolare, provocando la morte di 3 carabinieri e il ferimento di una ventina di agenti delle forze dell'ordine che quel 14 ottobre erano intervenuti per eseguire lo sfratto dei 3 fratelli e una perquisizione alla ricerca di armi. A far esplodere il casolare era stata la sorella Maria Luisa Ramponi, che aveva azionato una molotov che aveva fatto saltare in aria l'abitazione satura di gas fuoriuscito dalle bombole lasciate aperte. La donna, dopo oltre 1 mese e mezzo di ospedale, è stata trasferita nelle scorse settimane in carcere a Montorio ed è difesa dall'avvocato Alessandro Ballottin. La donna era l'unica all'interno del casolare al momento dell'esplosione, mentre i fratelli vennero bloccati mentre tentavano la fuga. Morte improvvisa sulla motoslitta e alpinisti in crisi sotto il Lagazzuoi. Questi gli interventi più impegnativi per gli elicotteri del pronto soccorso. Malore fatale tra il rifugio Auronzo e Misurina. La centrale operativa è stata allertata da un uomo il cui amico era stato colto da malore mentre stavano scendendo in motoslitta. Arrivati all'altezza del secondo tornante, l'uomo alla guida del mezzo si era infatti fermato perché all'improvviso il compagno che stava dietro di lui era caduto a terra. Resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l'allarme e iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del soccorso alpino di Auronzo, avvicinatisi in fuoristrada e poi con il quad. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Brutta disavventura invece per 2 escursionisti che hanno contattato il 118 perché si erano incrodati lungo il sentiero attrezzato del Kaiserjäger, sotto la cresta del Lagazzuoi a circa 2600 metri di quota. I 2, un 68enne di Milano e un 54enne di Corsico, non riuscivano più a muoversi a causa del ghiaccio. Avevano perso i ramponi e si trovavano a qualche metro l'uno dall'altro in posizione precaria, ormai prossimi al buio. Dopo averli geolocalizzati è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che li ha individuati sopra 300 metri di parete verticale. Recuperati dal tecnico di elisoccorso mediante verricello, i 2 sono stati trasportati a valle. Momenti drammatici in un hotel di Vicenza dove una 25enne è stata soccorsa dal SUEM in arresto cardiaco dopo una notte di sballo.
Un festino che poteva trasformarsi in tragedia, una notte di sballo che ha rischiato di finire nel modo peggiore. Solo la rapidità dei soccorsi ha evitato una nuova tragedia. È accaduto in un hotel di Vicenza, dove una ragazza di 25 anni è stata soccorsa nella sua stanza, in arresto cardiaco, dopo una notte di alcol e droga. A dare l'allarme è stato il ragazzo che era con lei in camera. Il personale dell'albergo ha chiamato immediatamente il 118. Infermieri e medici sono arrivati in pochi minuti e hanno rianimato la giovane, poi trasferita in codice rosso al San Bortolo. Secondo quanto emerso, nella stanza sarebbero state trovate diverse sostanze stupefacenti, cocaina, eroina e pastiglie, oltre a una bottiglia di vodka. La polizia sta ricostruendo le ultime ore della coppia, 2 giovani lombardi arrivati in hotel senza prenotazione. Le condizioni della ragazza, inizialmente critiche, sarebbero migliorate nel corso della giornata. Fondamentale l'intervento del personale del SUAM. Le indagini ora puntano a chiarire come si sia arrivati a questo mix letale e a chi appartengono le sostanze trovate nella stanza. Fuga di monossido di carbonio a Montebello Vicentino, una 31enne perde la vita dopo essere stata colta da malore mentre si trovava in bagno. Il killer silenzioso, sarebbe lui ad aver colpito. Monossido di carbonio, gas senza colore, sapore, odore, che però è letale. La vittima è una 31enne. Sarebbe stata la sorella a trovare il corpo nel bagno di casa in contrada a Gugliana, a Montebello Vicentino. Immediatamente è scattato l'allarme al 118. Sul posto medici e infermieri hanno tentato di rianimare la donna, purtroppo senza poter più far nulla. Sul posto anche i carabinieri di Montebello e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano che hanno provveduto ad areare i locali. Ora, a stabilire se effettivamente ci sia stata una fuga di monossido, toccherà al perito nominato dal tribunale. Le indagini sono in corso per stabilire esattamente cosa abbia scatenato la tragedia. Spostiamoci a Longarone. I vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti lungo la strada statale 51 per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura in uno scontro frontale. La squadra giunta dal distaccamento di Pieve di Cadore ha estratto dalle lamiere la conducente dell'auto, successivamente affidata al personale sanitario. A lungo chiusa la strada con traffico deviato sulla rete locale. Sul posto la Polizia di Stato per accertare le responsabilità e personale ANAS per il ripristino della viabilità. E tragedia sulle strade dell'Alta Padovana, un 74enne travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la strada a Santa Giustina in Colle. A riconoscerlo il sindaco, suo lontano parente. Stava attraversando la strada ma è stato travolto e ucciso da un'auto che l'ha sbalzato a molti metri di distanza. Un impatto terribile è avvenuto lungo via Dante a Santa Giustina in Colle, a 2 passi dalla piazza del municipio. La vittima è Vittorino Muraretto, un pensionato di 74 anni molto conosciuto e ben voluto in paese. Alla guida della Volvo invece un 33enne del posto che arrivava da Villa del Conte. Per l'anziano non c'è stato scampo, il parabrezza dell'auto è andato completamente in frantumi, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto mortale. I sanitari del SUEM hanno provato a rianimarlo sul posto ma senza successo, inutile anche l'arrivo dell'elisoccorso. A effettuare il riconoscimento della vittima e ad avvisare i familiari, il sindaco, arrivato sul posto senza sapere che si trattava di un suo parente. C'era appunto questa salma, quando sono arrivato io ormai non c'era più niente da fare, e nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari, e abbiamo dovuto poi capire chi era, perché effettivamente una persona travolta a piedi sicuramente ho detto è del posto, e purtroppo è capitato a me di fare appunto la brutta sorpresa che era appunto Vittorino, che non è parente diretto ma è diciamo lo zio di mio cugino, quindi c'è una parentela, ma la parentela è più che altro la conoscenza, perché siamo cresciuti assieme anche con mio cugino, e Vittorino era sempre in famiglia ed era veramente una persona che tra l'altro ho visto il giorno prima al bar, che trovavo spesso, una persona che era veramente piacevole parlarci assieme, persona intelligente, anche simpatica e molto anche dedicata al paese sul volontariato. Sul posto per i rilievi
carabinieri di Campodarsego e Campo San Piero, che dovranno accertare la dinamica. Non mi permetto di dire nulla perché sarà chi di dovere poi che andrà a stabilire la corretta dinamica dell'incidente. Dietro sicuramente il dolore della famiglia Murareto, quindi dalla moglie Natalina e la figlia Diana e Arianna, dall'altra parte c'è un ragazzo di 33 anni che si è trovato magari davanti a un ostacolo all'improvviso e che sicuramente bene non sta, perché poi è stato portato anche lui in ospedale perché era sotto shock. Il conducente e le 2 persone con lui in stato di shock sono stati accompagnati in ospedale. Dal sindaco un appello più generale, non riferito a questo caso specifico. Quando si va a raccontare quello che è successo è troppo tardi, quindi dobbiamo pensarci prima, quindi noi automobilisti stare attenti, ma stare attenti anche i pedoni, perché il fatto che ci sia sulle stesse pedonali non vuol dire che si abbia ragione, perché quando sei a ragione è troppo tardi. Nessuna autorizzazione da parte di NAS, ULSS 2 e Regione. Chiusa con un'ordinanza del sindaco di Monfumo, Luciano Ferrari, la scuola nel bosco. Il controllo era scattato lo scorso 15 dicembre. Nella struttura gestita dall'associazione Il Noce erano presenti 14 bambini tra i 2 e i 5 anni e 9 ragazzi tra gli 8 e i 10 anni, che stavano seguendo invece un'attività di homeschooling. I piccoli e i ragazzi all'arrivo dei carabinieri del NAS sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori. Poi sono scattati gli accertamenti. Dai controlli sarebbe emersa la mancanza di autorizzazione da parte della Regione Veneto e dell'ULSS 2. Alla luce delle irregolarità scoperte, il primo cittadino ha firmato lo scorso 23 dicembre un'ordinanza per chiudere l'asilo, l'attività di istruzione parentale e quella di somministrazione e riscaldamento di alimenti. Nell'ordinanza il sindaco ha ricordato che l'inottemperanza a quanto stabilito è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Il Noce ha infine opportunità di presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo regionale. Le comunità di Tezze e Rosà sconvolte dopo la notizia della scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon. Era stato consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari. Sono ore di angoscia dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari di cui non si sa più niente da giorni. Tutte le ipotesi sono aperte e gli inquirenti stanno lavorando in maniera serrata per rintracciare il perito impegnato in svariate lotte per la sicurezza degli automobilisti sulle strade di tutta Italia, oltre alla nostra regione. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta da anni, gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà ed è proprio qui che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno rinvenuto le chiavi di casa, un PC ancora acceso, il telefono cellulare e all'esterno dello stabile il furgone e l'auto dell'ingegnere. Cosa possa essere accaduto è un giallo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. È una notizia che arriva all'inizio dell'anno, che ci stupisce, che ci sorprende in maniera negativa, che ci preoccupa anche. Non è bello avere di queste notizie e siamo vicini ai familiari, alle persone care all'ingegnere Antonio. Un'amara sorpresa, perché effettivamente questo signore lo si vedeva girare anche qua per i nostri uffici per delle pratiche di tipo amministrativo. Io l'ho ricevuto un paio di volte anni fa, adesso recentemente non lo avevo perso di vista, e la comunità è scossa proprio perché non si sa assolutamente dove sia andato a finire questa persona. Noi avevamo incontrato Menegon in più occasioni, a seguito anche di una vicenda che lo aveva riguardato di persona, quando a causa di un sottopasso non segnalato adeguatamente era rimasto incastrato con il suo furgone. Da allora aveva portato avanti una battaglia che noi avevamo seguito passo passo e che era finita anche sulle reti nazionali. Intanto è ancora la sindaca Mezzalira che lancia un appello al nostro microfono. Visto l'anomalia di questa scomparsa, visto la preoccupazione che sicuramente stanno vivendo i familiari e le persone a lui care, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa e possa segnalarlo alle forze dell'ordine, perché può essere d'aiuto nelle indagini. I carabinieri di Mira hanno intimato il divieto di avvicinamento alla parte offesa e divieto di dimora nel comune di residenza della vittima, emessi dal Tribunale di Venezia a carico di un 39enne del luogo accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. La donna ha denunciato che dopo aver interrotto la loro relazione sentimentale a causa di violenze fisiche e verbali per questioni di gelosia, l'uomo avrebbe cominciato a inviarle anche di notte continui messaggi WhatsApp per riprendere la loro relazione anche in modo intimidatorio, offensivo e minaccioso,
arrivando in una circostanza a seguirla in un locale dove si trovava in compagnia di un amico. Devasta la casa e minaccia di morte il fratello con un coltello, arrestato un 27enne senegalese, è accaduto nel quartiere Guizza di Padova. Una notte di violenza, quella vissuta all'interno di un appartamento di via Brofferio a Padova. Un 27enne senegalese, rientrato a casa in evidente stato di agitazione, armato di coltello, ha iniziato a minacciare di morte il fratello e tutti i familiari. I carabinieri sono intervenuti verso mezzanotte dopo la chiamata disperata del padre del giovane, spaventato dalla furia del figlio minore. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato il papà in strada ad attenderli, mentre il ragazzo, sotto l'effetto dell'alcol, stava devastando l'abitazione. Una volta entrati nella casa, i militari, guidati dalle urla e dai forti rumori, hanno individuato il 27enne mentre prendeva a calci la porta della camera da letto, al cui interno si era barricato il fratello per sfuggire alla sua furia. A terra i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un grosso coltello da cucina con cui il giovane aveva colpito più volte la porta della camera da letto del fratello. Il 27enne è stato bloccato, arrestato e poi trasferito al carcere Due Palazzi di Padova. E ora la nostra intervista a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana ma da anni residente a Venezia, che anche in queste ore ha avuto contatti telefonici con i detenuti nel carcere dove si trova anche il cooperante veneziano Alberto Trentini. Mentre anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha voluto telefonare ad Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per esprimere da vicino solidarietà, affetto e vicinanza, ma anche l'impegno concreto e naturalmente la preghiera dei vescovi italiani per cercare di arrivare al più presto alla liberazione del cooperatore veneziano. Nostra intervista a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana da anni fuggita a Venezia, impegnata in prima linea a difendere i diritti del popolo venezuelano. Anche in queste ore lei ha avuto contatti con prigionieri politici rinchiusi nello stesso carcere di Trentini. Mi hanno detto che Trentini era molto magro, deperito ma vivo. Questo e loro, quando è successo l'estrazione di Maduro, non hanno avuto il tempo neanche di andare nelle carceri. E il pericolo è adesso. Quindi Trentini, però, dalle informazioni che abbiamo, non ha avuto torture. Si chiamano torture bianche, come quella che ha avuto il francese quando è uscito. Cioè loro le lasciano la luce accesa tutto il giorno, gli danno poco cibo, le dicono, come tanti americani prima di uscire, le dicono adesso uscirai, ma hanno paura di uscire perché forse li possono ammazzare. Sono torture psicologiche. Ai detenuti si cerca di fare arrivare aiuti sotto banco. Però ho provato a chiedere ai Trentini e mi hanno detto non riusciamo a fare passare neanche una medicina, neanche mangiare, perché loro sono messi da parte. Tutti i prigionieri stranieri sono ancora per loro più valiosi dei nostri, perché i nostri li hanno ammazzato 1000 volte, cioè li fanno fuori subito. Invece loro sono una pedina che hanno un valore più alto. Secondo lei quindi Trentini verrà liberato? Se... Perché adesso oggi ho avuto l'informazione che tutti i paramilitari gli stanno consegnando armi lunghe e corto alcance e ho visto i video anche, perché Diosdado si sta preparando per il popolo venezuelano, fuori sta festeggiando per la prima cattura che abbiamo avuto dopo anni. Veniamo ora all'ondata di maltempo prevista nelle prossime ore. Iniziamo dalla zona del Carso e nelle parti più alte di Trieste, dove è iniziato a nevicare dall'alba di oggi. Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade. Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri.
Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo Della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Grozzana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci sia stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale prima, hanno iniziato presto le operazioni. Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco. Il gelo arriva anche in Veneto, temperature in calo. Sentiamo le previsioni dell'ARPAV, del Meteo ARPAV di Teolo. Giornate d'inizio gennaio segnate dal freddo in Veneto, con le temperature che anche in pianura sono scese sotto lo zero. Sarà un'epifania caratterizzata dal gelo e dal vento, come spiegano gli esperti del servizio meteo di ARPAV. Il clima rimarrà rigido anche nei prossimi giorni. Già questa mattina abbiamo raggiunto temperature ben sotto lo zero anche in pianura, in montagna anche meno 15, meno 16 sugli altopiani prealpini, meno 11 a Belluno, quindi temperature molto fredde, rimarranno così anche per i prossimi giorni. La perturbazione dell'Epifania, seppur caratterizzata dal forte vento, sarà più lieve e non dovrebbe portare nevicate in pianura. Avrà effetti molto poco significativi, nel senso che ci sarà soprattutto un rinforzo dei venti di Bora, le temperature rimarranno rigide, come dicevo, e le precipitazioni invece saranno per lo più assenti o sporadiche, soprattutto sulle zone centro-meridionali, con qualche fiocco di neve, sarà possibile qualche fiocco di neve, ma poco significativo. Nei prossimi giorni c'è un altro impulso moderato previsto nella giornata tra il 9 e il 10 di gennaio, però al momento non sembra dare effetti anche in questo caso significativi. Bisognerà attendere i prossimi giorni per vedere con maggior dettaglio la situazione. Al momento non è stata diramata l'allerta neve in pianura, anche se nel Padovano verso il fine settimana potrebbe cadere qualche spruzzata di neve nelle zone dei colli. La probabilità è molto bassa e se fa qualcosa di poco significativo, e soprattutto sulle zone centro-meridionali, quindi a sud dei colli o intorno ai colli, e anche lungo il litorale sarà possibile qualche precipitazione a tratti nevosa, ma niente di particolare. E allerta meteo dalla mezzanotte di oggi fino alle 12 di mercoledì per il forte vento che interesserà il Veneto e in particolare la zona costiera. Emette il bollettino il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale, che ha dichiarato la fase operativa di attenzione per le violente raffiche previste dalla nottata per l'intera giornata dell'Epifania e fino alla tarda mattinata dell'indomani. In chiusura vi ricordo che domani sera alle 21 su Antenna 3 Mercy the Musical, un gancio dal cielo, lo spettacolo all'Auditorium Dina Orsi di Conegliano, ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della solidarietà tra musica e spiritualità. Appuntamento dunque domani alle 21 naturalmente su Antenna 3. Siamo in chiusura, vi lascio ora la sigla e le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione, buona serata.